E nel frattempo ci è raggiunti in studio Raffaele Pedroni, dirigente sindacale FSP Polizia, che ringraziamo per essere in nostra compagnia. Grazie a lei. Insomma, le chiederei un commento, no, alla luce anche dei numeri e delle attività che ha appena sentito, quanto è fondamentale il supporto e l'attività, no, di controllo della Polizia di Stato nel territorio. Direi che questi numeri ci fanno capire quanto non solo sia importante questa attività di controllo per la prevenzione, tant'è che questi servizi vengono fatti proprio da un gruppo specifico che ci arriva da Padova e proprio si chiama unità di prevenzione. È quello che dispiace, io faccio il sindacalista e metto il dito sempre nella piaga, e il problema è che questi servizi devono essere svolti da personale, e fortunatamente che esiste, da personale che viene fuori città. È una città che ha un territorio vasto, perché Certo. questi colleghi girano all'interno della provincia di Pordenone, quindi questa attività sarebbe opportuna farla fare oltre all'impiego di altre forze di polizia, come viene svolto, perché c'è una partecipazione con altre forze di polizia e grazie a Dio questa partecipazione c'è, si vede dai numeri che lei legge quando questi servizi vengono fatti, questi controlli vengono fatti, però io dico sempre che potremmo insomma farcela eventualmente con le nostre forze. Il problema è che le nostre forze non ci sono più, perché come dicevo la volta scorsa, il Dipartimento di una riorganizzazione da qua al 2027 non ha fatto altro che invece di aiutare le questure come quella di Pordenone e tante altre questure d'Italia, inviando del personale che dovrebbe chiaramente arruolare, perché non è che c'è del personale che gira a vuoto o del Certo. personale che non viene utilizzato, e così nelle questure il personale è organizzato per un andamento su tutti gli uffici, perché non c'è solo la polizia che noi vediamo per la strada, ma ci sono tutti i colleghi che sono negli uffici. Se gli uffici sono senza personale, guardi, sta capitando in questi giorni al nostro ufficio di personale 2 persone, uno in ferie, quindi pensi quanto deve gravare tutta l'attività su una persona. Se questa persona si ammala si chiude l'ufficio. Non credo che sia una cosa bella, soprattutto per il cittadino, il contribuente. Se questo accade in un ufficio, lo vediamo, in un ufficio passaporti, dove oggi la prenotazione va già al mese di luglio, quindi ci sono dei rallentamenti, e quindi il Dipartimento, come dicevo la volta scorsa, invece di pensare a fare degli arruolamenti fermi da 10-15 anni, abbassa il quorum delle presenze e quindi dice: ah, ma a Pordenone magari risultate anche di più di quel quorum. Non è che si faccia così, con tutto quel fiorfiore che abbiamo di ministri. Io auspico del Friuli Venezia Giulia, io auspico che queste cose vengano dette, e se non le sanno che vengano chieste, perché molto probabilmente attività o informazioni non le hanno o non le hanno corrette, perché se le prendono dall'amministrazione magari non andiamo da nessuna parte. Lo dovrebbero sentire dagli operatori, entrare nei nostri uffici e capire com'è la situazione. Anche perché insomma arruolare nuovi agenti vuol dire investire sulla sicurezza dei cittadini. Investire, e che non vuol dire perdere soldi, cioè non è un costo la sicurezza, e non ha ordine e non ha colore politico. Quindi Certo. tutte le forze politiche, perché poi quando noi abbiamo, come si vede e si sente in questi giorni, che nel Friuli Venezia Giulia c'è un aumento, un'escalation di furti negli appartamenti, io chiedo e torno indietro quando vi dicevo, primo, che manca il personale per poter garantire magari una doppia vigilanza, perché nessuno vuole stare con le mani in mano, ma l'attività è cresciuta, perché i servizi sono cresciuti, l'attività esterna è cresciuta, ma come dicevo prima, un'attività così importante è cresciuta anche negli uffici all'interno, quindi della questura e degli uffici periferici, perché
le stesse attività che svolge la questura le svolge la polizia, li svolge chiaramente anche l'Arma dei Carabinieri, a cui oggi festeggiano il loro arresto storico. Quindi voglio dire che quando si parla di personale è tutta, no? È tutta un domino, quindi si scende, perché se succede questo vuol dire che è successo prima, e se è successo prima è successo ancora prima, quindi è un domino. Quindi cerchiamo di far capire a queste persone che sono lì, loro sono a posto perché casa loro magari è anche blindata, magari la nostra vita non è blindata come la loro. E a proposito di blindature, qualche consiglio si può dare. Certo, assolutamente, anche perché vengono prese di mira soprattutto le persone anziane, no? Eh sì, e allora sono sempre quelli che io ricordo ogni volta che si tocca questo punto, soprattutto adesso che fatalità, quando dicevo potrebbero salire, se qualcuno mi ascolta da tempo, quando io dicevo i furti nelle abitazioni potrebbero salire perché abbiamo spento le luci delle città e su questo venitemi a raccontare, sono aumentati i furti nelle proprie abitazioni, perché spegnere le luci significa dare in mano alla malavita, a chi ha intenzione di entrare in casa, questo ve lo posso assicurare. E allora qualche consiglio l'abbiamo dato, chi può, perché oggi i costi sono aumentati, chi può certo. ha una porta blindata, chi può ha un sistema d'allarme, chi può ha un sistema di finestre che magari non permettono una facile penetrazione dall'esterno, ma cerchiamo anche di vederla sotto l'aspetto della vigilanza collettiva. La vigilanza collettiva è una cosa, è una forma è un bel antifurto, ecco. Volevo usare un'altra parola, però dico è un bel antifurto, quindi se le persone nella propria via vedono macchine che non sono del luogo o hanno una targa strana o l'individuo, chiamate il 112, il numero unico, questo bellissimo numero di cui io non sono mai contento, questo bellissimo numero, fate quel numero e avvisate, dite mi sembra che, lasciate perdere poi se queste persone suonano i campanelli, lì dobbiamo intervenire diversamente, però chiamate se vedete cose che non stanno. Quindi dico la vigilanza del personale va molto meglio di una telecamera tante volte, l'occhio umano vede meglio. Grazie Raffaele Padrone, torneremo sicuramente sui temi, grazie per essere stato con noi. Andiamo avanti con il telegiornale. Questa mattina a Udine si è tenuta la presentazione del progetto di telemedicina per il vicegovernatore Riccardi, che ha preso parte a questo incontro. Il percorso in questione rappresenta il futuro della sanità territoriale. Sentiamo.